Dopo arriva Rocco, che sorpassa Sebastiano, perché nel 1485 i veneziani a Voghera si procurano il corpo di San Rocco. Voi direte, lo hanno comprato alla veneziana. Sapete il verbo, no? Io compro, tu compri, egli compra. No, questa volta è stato ritrovato il contratto e quindi lo hanno veramente pagato. Però Fioi gli attirà sul prezzo. Sì, ma lo hanno pagato e lo hanno portato a Venezia. San Rocco sorpassa San Sebastiano, eccolo qua, lo riconosciamo perché è vestito da pellegrino, con la sua brava capasanta, all'angelo che gli curava le ferite, ed ecco il bubbone. Abbassa la calza, lo dico sempre, non per fare autostop, ma per mostrarci il bubbone. In questa tavola di Bartolomeo Vivarini non c'è il cane con il pane in bocca, perché quando Rocco ha avuto la peste e si è ritirato lontano da tutti, un cane lo nutriva portandogli ogni giorno un pane da mangiare. Venezia pompa molto sul mito di Rocco, tantissimo, perché Rocco, che si era allontanato da tutti durante la malattia, era il modello per chi aveva paura, terrore di essere portato al lazzaretto vecchio. Vedete? Dovete fare come San Rocco. San Rocco si è allontanato da tutti. Non abbiate paura, allontanatevi anche voi, acconsentite pacificamente ad essere portati al lazzaretto vecchio. Rocco è sepolto nella chiesa, è sepolto, scusatemi, il corpo è conservato in questo magnifico altare di marmi preziosi. Sapete che i veneziani sono gelosissimi del corpo di Rocco, che mostrano in quale data? È il 16 di agosto, no? San Rocco. Naturalmente ci sono frammenti piccolissimi del suo corpo a Roma, a Montpellier, a Voghera, ma frammenti minuscoli, perché i veneziani hanno cercato di conservare il corpo integro. E la scuola grande di San Rocco, sapete che è la Cappella Sistina di Venezia, con ecco il salone, la sala del capitolo con i teleri del Tintoretto.